Forza Italia sta avendo una controtendenza e c'è tutto un popolo di moderati e di persone che stanno avvicinando a Forza Italia, persone che non facevano più politica e si ritrovano su Forza Italia, sulla guida di Tajani e sulla scia del nostro leader, il presidente Berlusconi. Oggi ci sarà l'insediamento del partito e poi faremo tutti gli organi di tutta la provincia del partito, dando a ognuno dei paesi la responsabilità di dirigere il nostro partito e andare avanti. Unito il centrodestra vince e, come voi sapete, tante persone del centrodestra, essendo unite, non andiamo in maniera divisa, possiamo vincere perché il vento è totalmente di centrodestra e stiamo lavorando bene con la guida del presidente Schifani e della Meloni in campo nazionale. Noi stiamo lavorando ormai, per la verità, da anni e da mesi. Gli ultimi mesi sono stati mesi intensi, tutti sapete, siamo stati chiamati prima ai congressi provinciali, Agrigento ha fatto il suo, abbiamo avuto e dato un risultato importantissimo, abbiamo fatto il congresso nazionale. Questo partito è un partito in crescita, bene si presenta nella Casa dei Moderati, ci riteniamo dei moderati. Oggi ad Agrigento l'appuntamento è importante, per quale motivo? Perché si insedia e si legittima il comitato provinciale che era stato designato, da qui parte poi quella che è la ramificazione del partito in tutti i comuni della provincia, con gli assetti che dovrà avere, con i coordinamenti, con i dipartimenti eccetera. È ovvio che in tutto questo gli appuntamenti elettorali non mancano mai e abbiamo il prossimo appuntamento maggio e giugno per le amministrative e per le europee. Anche per questi appuntamenti ovviamente stiamo lavorando in sinergia intanto col territorio, con i nostri elettori. Io e l'onorevole Gallo non siamo altro che i portavoci di quello che gli elettori ci hanno chiesto di fare. Tutto questo lavoro, che è stato tantissimo, è stato un lavoro meticoloso, un lavoro di radicamento, non è frutto solo del nostro impegno, ma ovviamente è frutto dell'impegno di tutti i nostri sostenitori, dei nostri elettori, degli amici che ci stanno sostenendo. Lavoriamo in team, abbiamo fatto una squadra e questa squadra è quello che oggi si presenta alla provincia di Agrigento per poter continuare su questa scia. Ovviamente questo è un momento importante per Forza Italia di Agrigento, si riunisce il Pleno provinciale dopo il congresso ed inizia tutta l'attività in un'ottica chiaramente di rilancio e di affermazione di Forza Italia. Forza Italia sta raggiungendo e ha raggiunto nelle recenti elezioni ottimi consensi e noi, forti della presenza sul territorio che abbiamo avuto, speriamo di affermare appunto la nostra attività, le nostre proposte e soprattutto in questa campagna elettorale delle europee ci misureremo forti dei nostri valori, forti della nostra posizione di moderati nell'ambito del centrodestra, che credono fortemente anche nei valori dell'Europa. Il movimento femminile che io mi onoro di presiedere è attivo da quasi 4 anni, si insedia in piena pandemia e comunque abbiamo sempre svolto un'attività che non si è mai fermata, dando un contributo al partito, anche perché Forza Italia è un partito che da sempre ha dato grande spazio alle donne, dando compiti, ruoli amministrativi, ruoli di governo che altri partiti invece non hanno mai dato. Un impegno che si è manifestato in azioni concrete, con fatti e non con parole, come invece spesso viene fatto da altre fronti politiche.